la prima volta campione italiano in carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori, un'impresa straordinaria. Gli applausi sono tutti per Fabio Aru, campione d'Italia. Bravissimo Fabio, bravissimo. di corsa, lì a tutti dietro c'è il Contador che prova a rientrare, ci sono ancora 80 metri per Fabio Aru, spingi Fabio, Aio, e non ti prendono più Fabietto, Aio, Aru. Ciao ragazzi, ci tenevo a portarvi i miei saluti, anche solo con un piccolo video. Mi sarebbe piaciuto partecipare alla festa, ma gli allenamenti, il ritiro in Spagna, la bimba me lo impediscono. Comunque volevo farvi un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione e spingervi a crederci e crederci sempre, veramente, anche quando le cose non vanno benissimo, ma il ciclismo è uno sport bellissimo, uno sport di fatica, di sacrifici, per questo vi faccio un grosso in bocca al lupo. Forza, ciao, a presto. Orgoglio di Sardegna, Fabio Aru, il Cavaliere dei Quattro Mori, che tante soddisfazioni ci ha regalato. Buongiorno a tutti, festa del ciclismo, anno 2019, buongiorno anche Alessandra Casulo, movimento decisamente in crescita. Ne approfitto per dirvi che siamo in diretta streaming su Diretta Sport, quindi andate, condividete, regalateci un like, così raggiungiamo davvero tutti gli appassionati delle due ruote a pedali. Vogliamo dire subito i numeri del 2019, poi entriamo un po' nei particolari chiamando ovviamente chi guida questo comitato regionale. Parliamo di un movimento che in Sardegna conta almeno 100 società, oltre 3.000 tesserati, 45 dei quali sono stati dei medagliati a livello nazionale. Sono state disputate oltre 200 gare e vediamo anche che è un movimento in continua crescita. Ci sono state almeno 10 nuove società quest'anno 2019. 10 nuove società, ci facciamo raccontare tutto davvero nei particolari dal Presidente del Comitato regionale Stefano Dessì, che ringrazio e che saluto e che invito a salire qua sul palco. Vi ricordo, siamo in diretta dall'Istituto De Castro di Peralta, sarà una lunga mattinata perché abbiamo da premiare tutti i campioni regionali, i 45 medagliati. Buongiorno Presidente. Buongiorno Presidente. Allora, che anno è stato questo? No, mi scuso. Allora, buongiorno a tutti voi, grazie per essere venuti. Una bellissima sala, gremita soprattutto di tanti giovani, ci tenevo tanto. Ho fatto qualche telefonata questi giorni perché per me il movimento giovanile è il fondamento di tutto. Uno sport non si può reggere se non emanando quei valori positivi alle nuove generazioni che un domani saranno donne, uomini, prima che di sport, uomini, donne e uomini nella società civile. Quindi grazie a voi tutti per essere venuti. Dicevamo, un movimento che ci ha regalato senz'altro anche in questa stagione numerose soddisfazioni. Le oltre 200 gare, come ci dicevate prima, sono il segno di un movimento, di un ciclismo che piace alla gente, al di là delle imprese del nostro Fabio, al di là di quello che vediamo in diretta Rai con i grandi giri. È un movimento che piace anche ai giovani. L'obiettivo del comitato in questi anni è stato quello di stare vicino alle società il più possibile. Sappiamo le difficoltà d'ordine amministrativo, d'ordine fiscale, la carenza di risorse umane che si vogliono dedicare all'attività altrui
e abbiamo cercato di agevolare, di starle vicino in quel percorso che io definisco un percorso di crescita ma di evoluzione, di uno sport antico, bellissimo, ma che oggi ha necessità di cambiare nei suoi modi, cambiare l'approccio che i tecnici, i dirigenti delle società devono dare alle proprie società nei confronti dei tesserati, degli atleti che poi sono il cuore pulsante della nostra attività sportiva. Grazie Presidente. Presidente, Fabio, ancora qualcos'altro e poi vado io un po' a braccio con qualche curiosità. Mi fai giustamente salutare il padrone di casa, il sindaco, ormai è da anni che questo connubio Festa del Ciclismo Terralba va avanti, quindi Sandro ti ringrazio. A fianco a lui ringrazio il nostro presidente nazionale Renato Di Rocco, anche l'anno scorso è venuto a trovarci, un applauso. Credo in qualche modo sia un segno che anche la Sardegna, la sua piccola parte, sta contribuendo a quell'evoluzione di un ciclismo nazionale che si deve proiettare verso il futuro. E naturalmente ringrazio il padrone di casa, l'altro padrone di casa della struttura, il dirigente scolastico Tilocca, per averci concesso questa bellissima sala, questo bellissimo auditorium. Grazie ancora. Presidente, Fabio Aru, Pietro Sarai sono un po' le punte dell'iceberg di un movimento in grande salute. Chiedo subito se c'è un nuovo Fabio Aru, perché se non sbaglio ci sono 2 diciannovenni che spingono forte sui pedali, che rispondono, la butto lì, al nome di Orlando Pizzanti e Gabriele Porta, ad esempio. Ma allora, fare paragoni con Fabio Aru è abbastanza complesso, perché io ho l'impressione che alcuni non abbiano ben capito quanto questo ragazzo della nostra terra ha fatto, perché non si tratta di un campionato italiano, non si tratta di forse non si è capito che il vertice, il massimo livello del ciclismo mondiale lo ha visto protagonista, quindi non si tratta di un corridore di casa nostra, nella nostra piccola Italia, ed è difficilissimo confrontarsi a quei livelli. Vincere una Vuelta di Spagna, fare un terzo posto al Giro d'Italia, abbiamo visto prima delle immagini emozionanti che tutti ricordiamo, credo che sia veramente complicato, però detto questo sì, noi speriamo che dalla nostra piccola isola possano emergere giovani e che possano seguire la strada di Fabio e di quanti altri l'hanno preceduto, anche se con risultati di minore entità. Ce lo auguriamo. Il lavoro delle società, dei tecnici, è quello di far evolvere questo movimento, di portare fuori dei ragazzi di talento. Oggi abbiamo anche l'amico Davide Palazzari che nella downhill, una disciplina molto particolare, quest'anno si è tolto e ci ha dato tante soddisfazioni, quindi vuol dire che anche dalla nostra piccola isola qualcosa di buono, di tanto buono, può venire fuori. Il tema della politica, e questa è l'ultima curiosità che ho, la politica chiedo se è vicina al mondo del ciclismo. Da poco c'è stata la conferenza triennale dello sport a Tempio, che cosa è successo, cosa è emerso? Ma è emerso questo, la politica, lo dico senza... allora, siamo in un paese che ha tante criticità, l'Italia tutta, dal nord a sud. Io ritengo, ma non come addetto ai lavori, ma a prescindere, che lo sport sia fondamentale. Spesse volte la politica, ma a livello parlamentare per poi scendere su ai livelli locali, non sempre presta quella dovuta attenzione. In alcuni casi magari si eccelle, in altri si è un po' distratti, ma la conferenza regionale dello sport che si è svolta a Tempio ha portato sicuramente qualcosa di buono in termini di prospettive, qualche idea, la speranza che questo nuovo assessore Biancareddu possa trovare dei fondi che quest'anno, parliamoci chiaro, su 8 milioni e mezzo di euro stanziati per il 2019, l'anno 21 saranno a malapena 4 milioni e mezza. Io spero che la giunta regionale possa fare quel passo in più, perché poi sono denari, soldini che vanno alla base, alcuni direttamente alle società,
altri alle federazioni regionali, qualche altro qualche altro al CONI, e sono i soldi che servono per fare l'attività dilettantistica, quella di base, non è quella della Dinamo Sassari o del Cagliari Calcio, non me ne voglia Giulini, non me ne voglia Stefano Sardara, ma quello è uno spettacolo, è un'impresa professionistica. I soldi pubblici devono essere concentrati per i fini e i valori sociali che lo sport di base emana, la crescita dei giovani, la loro educazione, la loro salute. Detto questo, noi speriamo, e concludo con questo, che ci siano interventi più concreti e mirati sull'impiantistica di base del ciclismo, dove soprattutto in Sardegna siamo molto carenti. Si parla di ciclovie della Sardegna, un progetto da 16 milioni di euro, io l'ho già dichiarato pubblicamente, non sono le piste ciclabili nel centro dei piccoli comuni a consentire lo sviluppo del ciclismo. Semmai ci sono delle arterie stradali che necessitano, no, di essere evitate dal traffico ciclistico, allora sì, lì facciamo gli interventi strutturali, ma noi abbiamo bisogno del ciclodromino, del bike park, dell'area attrezzata, perché dobbiamo infondere con i nostri tecnici la cultura per la bicicletta e l'educazione a questo bellissimo sport. Grazie mille Presidente. Grazie Presidente, ha toccato anche i temi della sicurezza che poi andremo ad approfondire magari proprio con il numero della Federciclismo Renato Di Rocco, che ringraziamo e salutiamo. Sindaco Sandro Pini, buongiorno. Perché scegliamo Terralba, Alessandra? Perché siamo al centro dell'isola e non c'è dubbio che dal punto di vista logistico è molto comodo, perché c'è una gran bella struttura, ma anche perché Terralba ha una tradizione sulle due ruote pedali, se non sbaglio anche nel sangue suo scorre qualcosa di importante degli anni 70, no? Buongiorno a tutti, benvenuti. Un caro saluto Presidente nazionale, Presidente regionale, e ovviamente alle società, agli atleti e alle famiglie che li accompagnano. Come amministrazione, prima di tutto, vi ringraziamo davvero per aver scelto ancora una volta Terralba per questa importante manifestazione. Lo apprezziamo molto perché è un segno di considerazione e di attenzione importante, e quindi siamo felici così di ospitarvi, ed è per me l'occasione ovviamente per rinnovare la nostra totale disponibilità per tutto ciò che ritenete possa essere utile a questo bellissimo sport. Sì, nel mio sangue, insomma, i miei cugini sono stati campioni regionali e anche nazionali negli anni 70. Chi è più grande di me, i fratelli Pili, insomma, Fabrizio, Sergio e Gianpietro. Dopo quei periodi, purtroppo, ecco, ancora abbiamo una buona tradizione ciclistica. Terralba è noto, insomma, per andare in provincia, per andare in bicicletta, non a livello agonistico purtroppo adesso, perché abbiamo qualche società di cross, di mountain bike, stiamo cercando di migliorare, insomma. E noi come amministrazione stiamo cercando di dare il nostro contributo anche in tal senso. Io, anche se adesso non si vede, sono sindaco da 2 anni, ma sono uno sportivo da 40 anni, insomma. Anche in questo momento una mia squadra di pallavolo sta giocando nella palestra qui vicino. Ho preso un'altra bicicletta adesso, sto utilizzando un'altra bicicletta. Così qualcuno, e li ringrazio, ha fatto i complimenti così per la cittadina, no? Io però da buon sportivo non mi accontento del risultato contingente o della vittoria, ma tendo sempre a sollevare l'asticella, e quindi stiamo cercando di migliorarci un po' in tutta la nostra attività e soprattutto anche nello sport, perché apprezzo molto ciò che ha detto il Presidente regionale in tema di attenzione verso i giovani, eccetera, che è quello che ho sempre fatto nella mia società sportiva e sto cercando di fare come amministratore. Stiamo investendo molto nello sport, diversi milioni di euro, ovviamente sia nelle cose base come il bitume delle strade che avete visto, ne hanno necessità, come nelle scuole, ma anche nello sport. Quindi stiamo investendo nelle palestre, nell'impianto sportivo che chi è arrivato dalla 131 visto alla vostra destra, e che proprio abbiamo preparato un progetto per collegarlo al paese con una pista ciclabile, perché i più giovani hanno difficoltà ad andare da soli, quell'impianto che è distante dal paese può essere pericoloso. E però
stiamo investendo sull'impianto anche di motocross, anche per destinarlo ad attività per le biciclette. Io infatti approfitto della vostra presenza, poi al momento opportuno magari ci sentiamo, perché abbiamo bisogno dei vostri consigli in quanto specialisti per realizzare sia nell'impianto di motocross sia negli impianti sportivi che avete visto arrivando dalla 131 un impianto come diceva il Presidente, cioè abbiamo in mente tra i due campi sportivi di realizzare un impianto per i ragazzi, per lo sviluppo di questo sport, e quindi niente, avremo bisogno dei vostri consigli in tal senso. Concludo augurando agli atleti e alla società, insomma, facendo i miei complimenti per i vostri risultati. Piccolo consiglio che do anche ai miei figli, insomma, che hanno un po' la vostra età, di non accontentarvi, perché poi il problema è confermare il risultato, no? Perché il secondo, che è arrivato secondo, cercherà di superarvi. Quindi vi auguro, vi faccio le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Viste anche le imminenti festività, tanti auguri a tutti e alle vostre famiglie. Grazie. Grazie Sindaco, mi fa piacere che abbia toccato il tema dell'impiantistica. Tanti anni di ospitalità qui a Terralba meritano però un riconoscimento. Arriva direttamente dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco e dal numero 1 della Federciclismo Sardegna Stefano Tessì la maglia della Nazionale Italiana con il gagliardetto al Sindaco Sandro Quili, Sindaco di Terralba. Eccola qua. Ci mettiamo a favore di telecamera, così. No, solo per dire intanto buongiorno a tutti che questa è la maglia che abbiamo realizzato quest'anno, che era dedicata a Felice Gimondi, che come sapete ci ha lasciato il 17 agosto. Infatti i corridori hanno corso quest'anno con la frase "scelta dalla famiglia, non mollare mai", quindi è anche un valore Stava partendo un applauso storico. Bene, Presidente Nazionale stia con noi perché adesso affrontiamo un po' di temi. Grazie Sindaco. Allora, grazie intanto per essere per la seconda volta qui con noi in Sardegna. Un motivo ci sarà. Intanto sono affezionato a questa terra perché da giovane ci sono stato 4 anni tutte le estati a Tempio Pasana, Calangianus, per cui Santa Margherita, per cui c'è un legame storico. Poi è un atto di gratitudine e di riconoscenza per tutto l'impegno del Comitato regionale, ben guidato dal Presidente Stefano Tessì, dai suoi collaboratori, ma a tutte le società sportive, a tutti i tecnici, ai giudici di gara, a tutti quelli che nonostante le difficoltà, come ha detto il Presidente, di carattere amministrativo, fiscale e anche economico, continuano a credere nel ciclismo, perché è uno sport sano, uno sport vivo, uno sport che aiuta a crescere bene i giovani, fanno fatica, uno sport dove il rispetto dell'avversario è fondamentale, perché poi ovviamente ci deve essere un sano agonismo, però poi quando ci si incontra anche pedalando alla mia età, se c'è qualcuno fermo diciamo ciao, hai problemi, ci si ferma, e se ci si incrocia ci si dà subito il ciao, per cui non ci sono gerarchie, è talmente semplice, per cui questo soprattutto ci tenevo a essere qui. Abbiamo una concentrazione in questo mese, ovviamente tutte le feste regionali, però io ho scelto la Sardegna per Stefano e per i tanti amici che ho qui, per cui grazie davvero, auguri per le prossime festività e continuate così, perché i ragazzi e soprattutto tante bambine si avvicinano al ciclismo e questo ci fa piacere. Lo scorso anno è stato un segnale importante. L'Istat lo dice, non lo diciamo noi, che il regalo più desiderato per la promozione della scuola media è stata la bicicletta. Io da nonno pensavo che fossero i giochini elettronici, i telefonini e quanto altro, invece mi hanno spiegato che ormai, ahimè, questi li ottengono già a 5-6 anni, per cui, come dire, la bicicletta si è rimessa al centro di valore di un sistema di attenzione dei giovani. Ovviamente ci fa piacere e ci responsabilizza sempre di più, soprattutto in termini di spazi e sicurezza da dedicare per i tanti bambini e le tante bambine che si vogliono divertire giocando e crescere sani con la bicicletta.
La bicicletta ovviamente diciamo non quella elettrica, deve essere quella dove si spinge e si fatica. Ma per una certa età o per chi ha problemi di riabilitazione quella elettrica è una nuova dimensione, sicuramente per fare qualche montagna e via dicendo, anche per il turismo, perché tutti i posti di località, io dico mondani perché siamo partiti da quelli, da Cortina, da Courmayeur, a formare i maestri di sci come guide sportive cicloturistiche, perché i maestri di sci sono ben preparati, hanno dei corsi regionali molto ben attrezzati, per cui abbiamo solo così trasferito la parte tecnica della bicicletta, e devo dire che ormai tutte le località di montagna sono attrezzate con le biciclette elettriche, perché il turista magari russo, arabo, americano, che hanno una buona qualità di spesa, hanno anche una buona qualità di peso fisico, per cui con quelle elettriche riescono ad esplorare e godersi queste magnificenze che la Sardegna, ma l'Italia in genere, può esportare dal punto di vista paesaggistico, culturale, architettonico, perché abbiamo delle bellezze che tutto il mondo ci invidia, per cui anche grazie alla bicicletta elettrica queste si possono esplorare e se le possono godere a passo lento. Però tornando a noi, ovviamente dobbiamo privilegiare l'attività della bicicletta agonistica, ma anche quella dei bambini a livello di gioco, di sicurezza stradale. Sempre di più andiamo nelle scuole con i nostri tecnici per educarli a essere prima dei cittadini e poi dei bravi ciclisti, e con l'educazione stradale credo che possano divertirsi a giocare anche in spazi stretti come si può fare all'interno delle scuole, per cui questo è l'invito che facciamo a tutti. Ai ciclisti l'invito per la sicurezza è di essere dei bravi cittadini, di essere noi rispettosi del codice della strada e poi pretendere qualcosa di attenzione da parte degli altri. Se il nostro comportamento su strada è un modello virtuoso, poi anche le macchine si accorgeranno che devono rispettarci, però insomma iniziamo noi a essere un modello e poi piano piano cercheremo di far crescere l'Italia a livello culturale, come ahimè succede andando oltre i confini. Basta andare in Francia o in Svizzera, non c'è bisogno di andare in Nord Europa per capire che la bicicletta è rispettata, perché oggi, oltre a rappresentare un valore salutistico, perché andare in bicicletta fa bene anche per riabilitarsi, oggi la bicicletta impatta a livello economico. Vi faccio un esempio: Bormio, città che uno ci fa solo per andare in montagna. Sono usciti dei numeri proprio dal comune dell'azienda turistica che ormai con la bicicletta hanno, come dire, sdoganato, nel senso fanno gli stessi numeri di turisti in bicicletta che con il periodo invernale. Bormio è una località di sci, eppure con la bicicletta d'estate fanno gli stessi numeri della frequentazione dei turisti che vanno su per lo sci. Questo è un messaggio che i nostri amministratori, anche sardi, devono comprendere, perché grazie alla bicicletta possono sviluppare sempre di più il ciclismo estivo, e non solo, perché ormai con questo clima anche oggi ho visto tantissimi ciclisti pedalare, e fra i rapporti che abbiamo e gli indumenti tecnici di alta qualità ormai si può andare in Groenlandia in bicicletta. Presidente, mi permetto di approfondire un po' il tema della sicurezza. Certamente la Sardegna è un'isola felice anche per la densità di popolazione che permette di allenarsi con maggiore serenità. Ho letto che più volte lei ha detto che dobbiamo incrementare gli spazi nell'impiantistica per i ciclisti urbani. Rimane l'aspetto chiave, le chiedo, il mantra probabilmente della federazione è questo: allargare gli spazi per allenarsi all'interno di strutture protette. Sì, oddio, dopo la morte di Scarponi, che ha segnato un po' tutti anche per l'affetto che avevano per i grandi campioni, nelle ultime settimane purtroppo gli incidenti sono aumentati, la Letizia Paternoster, la Bussi, la Cassa Forlì che si è avuto una frattura del braccio, sono abbastanza frequenti, e questo ci consente di alzare il titolo dell'attenzione, perché se parlo a un corridore professionista o succede a una ragazza che comunica come la Letizia Paternoster, che solo a 20 anni ha già vinto 5 mondiali e 10 campionati europei, ovviamente ci aiutano a far capire quanto è necessaria l'attenzione, uno, degli spazi protetti, due, della segnaletica stradale, di segnalare almeno che è una strada frequentata dai ciclisti, per cui l'automobilista sa che deve stare attento, come vediamo spesso quello degli animali o di attraversamento degli animali stessi, per cui è talmente semplice che mi meraviglio che non si venga realizzata. L'altro degli spazi sicuri, sicuramente le piste ciclabili oggi così come sono confezionate non rispondono, perché la bicicletta per la velocità è incompatibile con il pedone, per cui non dobbiamo rischiare che si faccia male il pedone, magari una mamma con una carrozzina e un ciclista che fa una curva a velocità, per cui bisogna di
disegnarle in maniera differente. E poi abbiamo lanciato lo scorso anno, il problema del ciclismo è quello dell'impianto, perché si pensava all'impianto del ciclismo solo al velodromo, invece con un'idea molto semplice che è quella del ciclodromo, che è uno spazio protetto, una strada qualsiasi che viene in qualche maniera protetta. In soli 2019, in solo 11 anni circa 90 società italiane sono attrezzate con il ciclodromo, anche qui in Sardegna ce ne sono di modelli, per cui io credo che in quello spazio non solo ci possa andare il bambino in bicicletta, ci può andare una persona di terza età, ci possono andare i disabili con le loro carrozzine, perché anche loro hanno problemi ad andare su strada, per cui credo che sia un problema civile e di cultura, non è un problema solo delle biciclette, però dobbiamo alzare l'attenzione. Era addirittura d'arrivo prima della caduta del governo la benedetta legge del 1,5 metri di rispetto, poi purtroppo aveva superato l'esame di tutte e due le Camere, sia Camera che il Senato, tutte e due le commissioni, poi è crollata. Stiamo cercando di riportarlo all'attenzione anche del Presidente della Repubblica. Come federazione a livello di tecnologia e di, come dire, consulenze tecniche ne abbiamo tante, lasciamo la voce ai nostri campioni perché sicuramente impatta di più a livello mediatico, però è una criticità forte sia quella della salute per quanto riguarda il doping, che per fortuna stiamo superando, se non solo nel mondo amatoriale, e quella della sicurezza, che è una scelta di vita e anche di governo, perché se investisse di più sulla bicicletta sicuramente avrebbe più qualificata, una maggiore presenza di turisti che amano andare a vedere tutte le nostre bellezze in bicicletta, non solo in montagna, anche nelle grandi città. Normare le piste di atletica, ne parlavamo nei giorni scorsi con il Presidente del SI, parlo dell'impiantistica comunale, è una soluzione vincente? Ma sì, la prima scelta è di utilizzarle, perché comunque ci sono dei tempi liberi e la bicicletta non è dannosa, la bicicletta è uno strumento che oggi fa incontrare i valori attuali, è uno strumento ecologico, rispetta l'ambiente, e grazie ai grandi eventi, questi non sono da sottovalutare perché lasciano sempre grande interesse, oltre ad avere un effetto traino per i più giovani, sicuramente si impatta tantissimo, per cui con i ciclodromi, con altre strutture, anche il bike park, il BMX oggi è un modello di struttura davvero semplice, in qualsiasi bike park dove vedete le altalene o i cavallini che dondolano, lì si possono fare 2 cunette, il bambino si diverte tranquillamente, male che va accade, ma accade sulla terra, per cui il genitore è tranquillo. Ultimissima curiosità, non posso che chiederle qual è la sua idea su Fabio Aru e la stagione del rilancio, che cosa succederà nel 2020? A Fabio gli auguriamo tutto bene che vogliamo, gli vogliamo bene, la nostra punta di diamante del ciclismo mondiale, ha avuto qualche problema fisico, poi adesso la paternità che sicuramente lo aiuta a maturare ancora di più, ma è un ragazzo già maturo, è stato uno dei pochi atleti che, avendo un contratto professionistico, ha deciso di rimanere un anno in più nella categoria degli under per ricorrere ancora a un giro dei dilettanti, un giro under. Dico dilettanti perché è una parola più comprensibile, per cui, come dire, è una maturità tutta sua. Io sono sicuro che, superati i problemi tecnici, anche quest'anno ne ha avuto uno con un virus, per cui speriamo, insomma, che sia qualcuno dall'altro che si distrae troppo spesso, soprattutto in termini di sicurezza per i nostri corridori. Gli auguriamo ogni bene perché abbiamo bisogno di lui, insomma ci fa piacere. Poi quest'anno, come dire, sono pure 2 eventi importanti e con difficoltà. L'Olimpiade è un percorso difficile, il mondiale è il mondiale più duro della storia del ciclismo degli ultimi 30 anni, per cui gli faccio tanti auguri perché può essere utile alla squadra azzurra e se lo merita. Grazie Presidente. Grazie Presidente Renato Di Rocco. Non c'è solo Fabio Aru, abbiamo anche un'altra clip di saluti perché c'è un altro grande nome del ciclismo sardo che sta facendo molto bene a livello anche nazionale. Lo guardiamo, ci guardiamo gli auguri e poi raccontiamo anche il profilo, lo avrete già capito, stiamo parlando di Pietro Sarai. Eccoci qua. Ciao ragazzi della Sardegna, oggi mi dispiace di non essere lì con voi a parlare, a scherzare tutti insieme, ma quest'anno per questioni di allenamenti di lavoro siamo restati qui al nord.
Semplicemente vi voglio augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti quanti. Ai ragazzi più giovani gli voglio fare un bocca al lupo per questa fantastica stagione del 2020. Un abbraccio a tutti, ci vediamo nei campi gara. Ciao! Ciao! È grande Pietro, primo pedalate alla Sura di Montemora, sia provincia di Oristano, c'è qualcuno in rappresentanza di quella società qui e poi passaggio a Piscina Irgas, ormai fuori Sardegna da diversi anni, però per certi versi anche un percorso un po' parallelo rispetto a quello di Fabio Aru, stagione un po' in chiaroscura, continua comunque a essere uno dei profili più importanti. Bene, direi che possiamo andare avanti con i nostri interventi, poi sarà una ricca carrellata di premiazioni. Chiamerei Sandro Floris, delegato CONI della provincia Nuoro e Ogliastra. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. No, ci mancherebbe. Ne abbiamo parlato in precedenza, se non sbaglio questa è un'occasione unica per ricordare una guida importante, la nostra guida, Gianfranco Fara, Presidente. Certo. Prima di ricordare Gianfranco, permettetemi di ringraziare tutti i presenti, il Presidente regionale e nazionale e il Sindaco, per le belle parole, per i numeri che hanno enunciato e per tutto il lavoro che sta facendo la Federazione Ciclistica nel mondo sportivo regionale e nazionale. Grazie di cuore. Gianfranco, devo dire che lo conoscevo da 30 anni, era una persona schietta, vulcanica, che proponeva e si proponeva di giorno in giorno, e devo dire che era anche una persona instancabile. Lui voleva macinare, come dice, macinare chilometri, lui viveva di idee, aveva creato dell'impiantistica regionale, ha fatto tutto il monitoraggio dell'impiantistica regionale, progetti come Kentandosi in Salute per tutta la regione, riservato agli over 64, sport e gioventù con le federazioni che sono entrate nelle scuole nelle prime 3 classi e tanti altri progetti che vertevano al sociale e all'attività fisica sportiva anche agonistica. Come faceva a fare questi progetti? Era ben voluto da tutti, questa è la base. Lui, che ci fosse la sinistra o la destra o qualsiasi altro partito in regione, lui bussava e otteneva i soldi, presentava i progetti e li realizzava. E questo era Gianfranco. E nel momento in cui non glieli davano, vulcanicamente come era lui proprio, si proponeva ancora, sbatteva la porta, si adirava, riproponeva lo stesso progetto finché non otteneva quello che doveva ottenere. Era testardo sotto quell'aspetto perché ci credeva. Un ragazzo, lui che ha studiato agli Scolopi, nativo di sarò breve, perché oltretutto Gianfranco non amava questo tipo di commemorazioni, sembrava che un presagio, non fatemi commemorazioni o altro, però una prima volta è dovuto, è fresco, la sua dipartita è di 2 settimane fa neanche. Dicevo, nato a Nucis, a Martis, cioè, ha studiato agli Scolopi, è arrivato a Cagliari, ha lavorato alla Camera di Commercio, ha fatto sport all'Esperia, poi si è dedicato alla carriera dirigenziale, alla ginnastica artistica, presidente della ginnastica artistica regionale, alla dirigente di società sportive di basket. E da tutti questi allievi che lui ha avuto sotto il suo lavoro, diciamo, come dirigente, come presidente, poi ha trovato le future espressioni politiche di oggi, che erano tutti i suoi allievi, li conosceva tutti e quindi aveva anche un vantaggio nell'ottenere le cose, nell'avere le porte aperte e nell'essere ricevuto.
Dopodiché lui diceva sempre, e io, caro Sandro, in questo periodo devo concludere questo quadriennio perché il CONI è diventato un lavoro. Dice tutte le mattine devi essere qui e c'è l'appuntamento in regione, hai l'appuntamento alla facoltà di scienze motorie all'università con il quale avevano creato già diversi progetti e anche realizzati, appuntamenti con le federazioni, c'erano tutti quotidianamente, enti di promozione e nel sociale. Lui non te la lasciava niente, faceva tutto per tutti. E forse questo gli ha dato anche un'accelerata nel suo stato fisico, perché non se ne è reso conto, però in effetti lui era affaticato. E quindi una certa moderazione dovremmo darcela a tutti, però tutti quanti ci conosciamo, pretendiamo di conoscerci ancora di più e vorremmo sempre fare. Lui aveva un qualcosa che si rimproverava, che non era riuscito a bloccare perché l'hanno fatta franca ai politici. Il presidente De Sì non l'ha voluto dire per opportunismo, perché non era stata data, però io mi sento di dirlo. E questo è un qualcosa che ha fatto male allo sport regionale, perché l'anno scorso la Giunta Vecchia, nel mese di dicembre, proprio l'ultimo giorno prima di Natale, quando stavano già andando in edizioni successive e dovevano farsi un po' di pubblicità, cosa hanno pensato? Di svuotare la cassa del bilancio dell'attività sportiva regionale regalando 4 milioni a 4 federazioni sportive regionali: pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera. È bene che il mondo del ciclismo questo lo sappia, perché sono soldi che sono mancati a tutte le altre federazioni che non sono state considerate. Hanno azzerato un capitolo di spesa e addirittura doveva essere un regalo triennale questo, cioè l'anno scorso, quest'altro anno che viene, il 20 e il 21. Per fortuna gli altri 2 anni sono stati cassati. E parlando poi col presidente regionale in riunione del CONI in regione, giugno scorso esattamente, ha avuto da dire il presidente regionale, ha avuto da dire io, hanno avuto da dire altri, però ormai quello era stato già legiferato e purtroppo non c'era da fare. Però quella della politica è stata una vera e propria porcata. Questo Gianfranco se lo rimproverava perché l'hanno fatta franca, l'hanno fatta proprio in scadenza senza dire niente a nessuno. Perché era il presidente di tutti in assoluto, di tutte le discipline sportive, nessuna esclusa? Esattamente, Gianfranco era il presidente di tutti, nessuna esclusa, e voleva che quei soldi andassero spartiti se erano della regione per lo sport, che andassero suddivisi per meritocrazia a tutte le federazioni sportive, perché tutti hanno la stessa dignità, dico io, e tutti quanti devono crescere trattati in maniera esemplare ed uguale, paritaria. Ma poi, come spesso accade, contano i numeri, il teatro di Terralba è pieno, l'8 dicembre, di domenica, significa che il ciclismo è vivo indipendentemente da queste dinamiche e si regge anche molto bene da solo? Io dico che il ciclismo sta facendo passi da gigante, sta aumentando in maniera esponenziale sia per quanto riguarda l'attività, sia per quanto riguarda il numero di attività e di praticanti soprattutto. C'è un grossissimo movimento e poi c'è un indotto economico, come diceva il Presidente nazionale, che è notevolissimo. Fa piacere oggi oltretutto vedere che qui davanti a noi ci siano tanti giovani, tanti ragazzi che svolgono questa attività, perché fino a qualche anno fa stava diventando quasi un'attività amatoriale. Quello che ritroviamo, senza offendere nessuno, nell'atletica leggera, che sta vivendo di attività amatoriali, che l'attività su pista è ridotta all'osso
che ottenne i contributi, per carità, ma che ha ottenuto anche questo famoso milione che a Gianfranco non andava assolutamente bene. Va bene, ma noi voltiamo pagina e noi voltiamo pagina e vogliamo ricordare Gianfranco con un bel applauso, perché assolutamente sì. Grazie allora a Sandro Foris, delegato Pone, provincia di Nuoro di Astra, anche per questo bel ricordo. Andiamo ancora più veloci, perché poi ad essere premiati siete soprattutto voi, ragazzi giovanissimi. Cristina Sanna, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Regione Sardegna. Ho una curiosità, intanto conoscere se esiste in qualche modo un dialogo stretto tra la Federazione Ciclistica Regionale e il Comitato Italiano Paralimpico. In tante gare c'è tanto desiderio di prendere parte, poi, no? Buongiorno a tutti. Beh sì, la Federazione Ciclistica ha il suo settore paralimpico e insieme a Stefano De Sì collaboriamo insieme per cercare di sviluppare al meglio questo settore. Come dicevamo poc'anzi, ci sono diverse criticità, a iniziare dalla sicurezza stradale. Molto gli atleti non hanno la possibilità di avere gli spazi adeguati per potersi allenare in totale sicurezza. Io stessa, ex atleta non di ciclismo ma di atletica leggera, quando dovevo preparare distanze lunghe come le maratone ero costretta ad andare in paesi isolati dove perlomeno, almeno lì, non rischiavo di essere investita, quindi questo, diciamo, rallenta un po' lo sviluppo del settore paralimpico, però insomma insieme abbiamo qui presente Ilaria Meloni, che è una nostra atleta col tandem, accompagnata da, purtroppo oggi non è presente, però con Patrizia Spadaccini, che sta facendo gare non solo a livello nazionale, ma ha iniziato quest'anno a fare anche qualche gara internazionale, portando degli ottimi risultati, quindi diciamo abbiamo qualche atleta che inizia ad emergere anche nel settore del paraciclismo, e spesso ultimamente altri ragazzi, insomma, mi chiedono di poter sviluppare, di poter correre, di poter gareggiare con l'handbike. Diciamo che ci stiamo adoperando e stiamo sviluppando tutta una serie di situazioni in modo tale da poter dare la possibilità a questi ragazzi non solo di allenarsi ma anche di fare agonismo, di fare competizione. Insieme a Stefano infatti stavamo cercando di individuare all'interno dei percorsi ciclistici dei percorsi che potessero essere comunque idonei anche alle handbike, dare quindi la possibilità a questi ragazzi di allenarsi e di fare agonismo a tutti gli effetti. Quindi sì, ci auguriamo, insomma, con Stefano abbiamo un ottimo rapporto e stiamo lavorando insieme, insomma, per riuscire ad ottenere, a sviluppare sempre di più questo settore, anche il settore paralimpico, e insomma ci auguriamo al più presto di poter avere tanti altri atleti come Ilaria Meloni insomma, che possano portare avanti gare internazionali, o anche comunque indipendentemente dai risultati agonistici. Speriamo di avere comunque tanti atleti paralimpici che vogliano comunque praticare sport, perché indipendentemente dalle medaglie lo sport ho sempre pensato che fosse uno strumento di benessere psicofisico, e indipendentemente dal fatto di fare agonismo ad alti livelli, ben vengano le medaglie, ben vengano le gare, però l'importante è comunque fare sport. Quindi l'obiettivo principale insieme a Stefano è non solo quello di garantire l'agonismo, ma comunque di dare la possibilità a tanti atleti di poter praticare la disciplina sportiva. Quindi niente, faccio i complimenti a tutti gli atleti che oggi verranno premiati, e ti approfitto anche per ricordare anch'io Gianfranco Fara, che è sempre stato, diciamo, un sostenitore del settore paralimpico, con il quale abbiamo collaborato e stavamo portando avanti dei progetti che purtroppo adesso rimarranno un attimino in stand by, però insomma ne approfitto per ricordarlo, per ricordare Gianfranco, che è sempre stato comunque un grande sostenitore anche del settore paralimpico. Niente, vi auguro buona giornata e
a tutti gli atleti per quello che hanno fatto e per quello che riusciranno a fare, augurandogli appunto che il 2020, che è ormai alle porte, possa portare tanti altri risultati e tante altre medaglie. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Cristina, Presidente, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Sardegna. Allora, chiamerei insieme, perché sono davvero ruoli indispensabili per la disputa delle gare, Elisa Marras, Presidente della Commissione regionale Giudici di gara, Lucio Arru, responsabile regionale Commissione di Corsa e Sicurezza, ci sono? Sì, e Luigi Tritapete. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Perché? Perché insomma senza il ruolo dei giudici di gara, di quella che è di fatto la designatrice, insomma le gare di ciclismo non ci potrebbero essere. Che anno è stato questo? Iniziamo da Elisa. Buongiorno a tutti, salve a tutti, è un piacere come sempre essere qua e vedere insomma questa grande folta platea di giovani e non. È stato un anno, io sono un ottimista di natura, però secondo me anche oggettivamente è stato un anno molto positivo per la categoria dei giudici di gara per tutta una serie di motivi, perché sicuramente al di là della nostra insomma, forza di volontà, del nostro impegno, se non avessimo il sostegno sicuramente del comitato regionale, di tutte le figure che poi ruotano intorno ad una organizzazione ciclistica, quindi direttori di corsa e soprattutto le società, sicuramente non saremmo arrivati ad ottenere i risultati che stiamo avendo. Nello specifico mi riferisco al fatto che i nostri giudici stanno acquisendo maggiore professionalità, che abbiamo nel corso di questi anni insomma, cercato di inserire anche giudici nuovi all'interno nuovi di tessera all'interno delle gare nazionali che si sono svolte nel nostro territorio regionale, e quindi abbiamo cercato di promuovere insomma, la professionalità di queste giovani ragazze di buona volontà. E l'ultima novità è, giusto ieri abbiamo iniziato un nuovo corso per giudici di gara, abbiamo 6 aspiranti, speriamo insomma, di portare avanti sempre con professionalità questa figura. Qualche novità in ambito disciplinare, lo chiedo a Lucio. Ma che cosa devo dire, oltre a quello che ha detto Elisa? La collaborazione tra giudici di gara e direttori di corsa in questi anni è assidua, costante, è vero? Non ci sono problemi da parte nostra, quello che i direttori di corsa si propongono è quello di, l'avevo detto anche l'anno scorso, di inserire sempre un nuovo tassello in quello che è il grande mosaico della sicurezza. Quest'anno a marzo avevamo 19 iscritti per il corso di motostaffette e 34 per le scorte tecniche. Qualcuno purtroppo ha dato forfait per motivi di lavoro, però su 34 abbiamo formato circa 30 scorte tecniche e 18 motostaffette, figure che, come ho appena detto, riescono a dare una maggior sicurezza nello svolgimento delle gare. Altra cosa che voglio ricordare, siccome comincio a avere qualche capello bianco e sono uno dei docenti formatori per la preparazione delle varie figure che insistono nella federazione ciclistica, abbiamo formato un direttore di corsa come docente formatore. Dico abbiamo, non tanto io quanto la federazione, perché il corso si è svolto a Bologna, quindi esulava da quello che era la responsabilità o la diretta
diretto coinvolgimento del comitato regionale. La persona che abbiamo formato, vi dico il nome per chi ancora non lo sapesse, così può essere utile a livello societario per essere chiamato in futuro a dare il suo contributo. La persona formata è il direttore di corsa Gavino Usai, che ho qui di fronte a me. Ecco, questo non voglio approfittare della pazienza dell'uditorio, perché so che dopo pochi minuti la tensione cala e cominciano a lanciarci maledizioni. Io facevo il preside, tenevo i miei docenti 3 ore e so che me ne lanciavano di tutti i colori, però lo dovevo fare. Qui è diverso e quindi non voglio abusare della pazienza dell'uditorio. Grazie allora Luigi, anche se non in maniera diretta, un po' in rappresentanza anche del compartimento Polizia Stradale, anche se qua se non sbaglio il ruolo è quello di presidente dell'associazione delle scorte tecniche, quindi grande conoscitore ma con un ruolo diverso. Buongiorno a tutti, piacere di conoscervi, mi chiamo Trita Pepe Luigi e sono il presidente delle Aquile Sardegna, un'associazione che è nata circa 7 anni fa, ormai siamo in via sempre crescendo, abbiamo questa passione che ci spinge a lavorare con voi per seguirvi nelle gare ciclistiche con il settore delle scorte tecniche. Siamo tutti comunque sia persone che qualcuno ha già lavorato nelle forze dell'ordine, qualcuno invece si è intromesso nel gruppo e ci stiamo procedendo per la crescita, anche per creare nuovi spazi e nuovi ingressi per lavorare con noi. Io porto i saluti anche del compartimento della Polizia Stradale, anche perché sono un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e lavoro ad Apasanta. Mi hanno praticamente coinvolto in questa storia oggi, è una storia bellissima. Saluto gli atleti perché è veramente bello quello che stiamo vedendo oggi, i vertici della Federciclismo perché ci hanno dato una grandissima fiducia e d'altro canto per il 2020 noi ricontraccambieremo sicuramente questa fiducia e staremo con voi per darvi sicurezza, un progetto molto caldo, il disciplinare è cambiato, ci sono delle modifiche, ma sappiamo che comunque sia da parte vostra ci sia più considerazione per i ragazzi che si impegnano ogni giorno e lavorano su delle moto che portano ad alta velocità e a volte si trovano a considerare degli eventi e ragionarci sopra in pochissimi decimi di secondi. Ringrazio anche il Presidente nazionale che ho conosciuto per la prima volta oggi e tutti voi con un abbraccio fortissimo per un Natale da seguire con le vostre famiglie e per un 2020 ricco sicuramente di nuove situazioni positive per tutti. Sulla bicicletta. Grazie. Bene, allora, prima carrellata di interventi l'abbiamo conclusa, in scaletta ci siamo messi la partenza, iniziamo con premiare i campioni regionali, poi però ci fermeremo perché c'è il grande premio Una vita per il ciclismo, oltre 40 anni di vita dedicati ad avere la bicicletta sui pedali, ma poi ci sono anche nomi nuovi del ciclismo regionale che proveremo anche a intervistare e sappiamo che ne abbiamo qua diversi. Iniziamo con i campioni regionali, parte anche la nostra musica che... Ed invitiamo sul palco Sebastiano Sassu, responsabile regionale. Non c'è, abbiamo Gianfranco Mucelli, questa è una modifica dell'ultima ora. Perdonami Alessandro, ovviamente consigliere regionale Federciclismo Sardegna. Chiediamo di salire su per premiare. Eccoci qua. Dicevamo. Premiamo la società campione regionale di cicloturismo. Abbiamo il
rappresentante della società ciclistica pedale nuorese. Eccoci qua, diamo intanto il... Eccoci qua, arrivano. Eccoci qua, buongiorno e complimenti. Società campione regionale di cicloturismo, società ciclistica pedale nuorese. Eccoci, bene. Andiamo avanti, chiamerei, se non sbaglio non lo abbiamo in questa mattinata, è una notizia dell'ultima ora. Chiamo per premiare Davide Pallazzari e Maurizio Lacapria, delegato tecnico del downhill. Li abbiamo? Eccoli qua. Chiamerei sul palco anche tutti gli atleti Allora, Team Spaccaruote Sud-Est Sardegna, Simonetta Circotti, campione regionale strada, Master Woman 1 e 2, ma anche nella Gran Fondo, Master Woman 1 e 2, Emiliano Murtas, medio fondo, Master 4, e non c'è invece Denis Roma nel campione regionale del downhill Master 3, però ci vediamo. Buongiorno intanto, buongiorno Davide, eccoci qua, abbiamo la squadra della Team Spaccaruote Sud-Est Sardegna, eccoci qua, allora, sono tanti, guarda ti tengo i fogli e anche il microfono perché adesso inizia una lunga carrellata di premiazioni perché siamo veramente tantissimi. Eccoci qua, via, possiamo premiare, dobbiamo trovare, eccoci qua, allora rivado dall'inizio, ripartiamo, quindi proviamo anche a scaldarci e accelerare. Simonetta Cerquetti, strada Gran Fondo, Emiliano Murtas, raccogli tutto, prendi tutto, porti a casa agli atleti. Complimenti alla Team Spaccaruote Sardegna. Adesso facciamo un po' il punto anche con Davide perché siamo curiosi. Andiamo tutto insieme direi. Allora, Davide, prendiamoci un secondo di pausa. Iniziata la Team Spaccaruote di Carbonia, poi non si è più tesserata in Sardegna, in Lombardia, se non sbaglio, con la Team Scout. Maurizio Lacapria, delegato regionale downhill, ti ha visto crescere. Parto prima con chi lo ha visto crescere e poi con la considerazione di Davide su quella che è la sua stagione. Buongiorno a tutti, sono il delegato tecnico del settore downhill. A riguardo nello specifico di Davide, che è uno degli atleti, un esponente maggiore in Sardegna e in Italia, quest'anno si è fatto valere. È nato con noi come società e poi giustamente ha scelto una società dove venisse seguita a livello nazionale per gare nazionali e gare mondiali. Quest'anno Davide ha ottenuto dei brillanti risultati. Ha vinto gare nazionali, secondo all'europeo nella classifica assoluta, secondo secondo al campionato italiano, prova unica, sempre secondo nel circuito di Gravitalia. Quest'anno è stato convocato in nazionale dove ha conseguito dei brillantissimi risultati, giungendo 34esimo nella classifica nel ranking nazionale assoluto mondiale. Specifico che nella categoria downhill la categoria è unica, perciò arrivare 34esimi al mondiale equivale a essere tra i primi delle categorie giovanili. Oltre a questi risultati, Davide è stato, oltre a essere selezionato nella nazionale, quest'anno al mondiale ha avuto un brillantissimo risultato, perciò lascio a Davide la parola. Quindi diciamo i titoli: vice campione italiano,
andiamo avanti. Secondo nel campionato italiano, secondo nel campionato europeo e 34esimo nel ranking mondiale. Dove lo mettiamo questo 2019? Buongiorno a tutti, grazie a tutti. 2019 sorprendente, sicuramente inaspettato, anche perché è stato il mio anno di esordio al mondiale. Avevo già provato a fare qualche gara prima, ma mai avuto neanche la possibilità di qualificarmi. L'anno scorso ho avuto un anno buono e ho deciso di provare. L'idea è stata giusta perché appunto risultati sorprendenti e speriamo che sia soltanto un punto di partenza, sicuramente non un punto d'arrivo. Grazie Davide e complimenti davvero. Dimenticavo, non tra i vari titoli, dimenticavo, sì. No, se io ho questa curiosità, qual è la precisazione? È il papà Maurizio, no, che è stato secondo in qualifica al mondiale, in Coppa del Mondo, in Val di Sole, e mi ho dimenticato una cosa importante, che ha vinto una gara europea. Ecco. E quindi insomma il palmarès, intanto la spaccarote di Carboni è pioniera nel downhill. Qual è il segreto? Sì, vabbè, il segreto è che quando eravamo giovani con Maurizio abbiamo fondato la società, abbiamo continuato, ormai sono 25-26 anni che siamo sempre nella breccia organizzativa delle gare, come punto di riferimento insieme alla società di Tempio e Olbia. Siamo in pratica le società che si dedicano alla downhill, dove grandi campioni, specialmente quest'anno, provengono dal nord Sardegna, da Olbia e Tempio. Bene, grazie, complimenti davvero, grande bocca al lupo per il 2020. Riparte intanto la musica perché proseguiamo con la nostra programmazione, intanto ci siamo anche dati un modus operandi. Chiamo Renato Di Rocco e Sandro Pili, presidente nazionale della Federazione Ciclistica e sindaco di Terrabba, per premiare e anche la Velo Club di San Roque, che porta a casa nel 2019 la bellezza di 3 titoli, anzi scusate, di 6 titoli. Gabriele Pili nel ciclocross, campione regionale esordiente di secondo anno, ma anche nello strada. Maria Girone nel ciclocross, Master Woman 2. Federica Spano nella cronopata individuale, categoria allievi, nel ciclocross allievi di secondo anno, così come nel cross country. Intanto chiedo a coloro che premiano prima di salire per la volta successiva, sono tanti, quindi insomma sono davvero tanti. Allora, Gabriele Pini, lo abbiamo? Gabriele, sei qua? Sono proprio tanti, qua ci perdiamo. Guarda, li lascio a te, ti rubo i microfoni. Scusami Alessandra, ti rubo i microfoni, ti rubo anche la carta, mi devi dare una mano per risolvere questa fiume di titoli regionali che abbiamo in questa stagione del ciclismo sardo, perché sono davvero tantissimi. Ce lo fate un applauso di incoraggiamento, così usciamo fuori da questo difficile momento. Siamo solo all'inizio, tra l'altro, Eccoci qua. Voi sì. Andiamo tutti? Ancora? Gli altri 2? Premiamo proprio tutti. Pian piano prendiamo le misure e promettiamo di accelerare con buon ritmo, perché sono tanti. Eccoli. Grazie, campioni regionali, Velo Club di San Roque. Grazie. E poi abbiamo i riconoscimenti per le società, tutti per la società li diamo a un rappresentante della società Velo Club. Non scappate, vi vengo a prendere, guarda, questo è della società Velo Club, tutti per voi. Andiamo avanti, stanno qua il presidente nazionale di Rocco, il sindaco di Terrabba, perché premiamo la Unione Ciclistica Gustini. E allora, chiamo sul palco Francesco Podda, campione regionale del ciclocross juniores, Alessio Porta, questa è una vera e propria dinastia, Chiara Porta, che
conquista addirittura 3 titoli nel ciclocross, nel cross country, nella strada, categoria donne esordienti al secondo anno, e Nicola Saba della montagna, Master 1. Li abbiamo tutti, pian pianino cerchiamo di capire. Francesco Podda, dove sei? Eccoti qua. Eccoci qua, i campioni regionali della Unione Ciclistica Guspini. Eccolo qua, foto di rito per la nostra diretta su Diretta Sport. Ovviamente tutti i contenuti che potrete trovare poi in rete anche su YouTube successivamente. Grazie ragazzi, potete tornare a posto, andiamo avanti. State ancora qua, Presidente e Sindaco, perché premiamo la società ciclistica Turritani. Lucia, dovremmo essere giusto, società ciclistica Turritani. Emanuele Ascione nel cross country, campione regionale Master 1. Roberta Basso nella cronometro individuale Master 3. Roberto Basso. Maurizio Masia, campione regionale nel cross country nella marathon Master 3. Stefano Porpeddu del cross country allievi di primo anno, società ciclisti Turritani. Grazie anche al Presidente che ci dà una mano nel distribuire tanti riconoscimenti, e grazie anche al Sindaco. Eccoci, arriva l'applauso, campioni regionali, società ciclisti Turritani. Grazie, grazie ragazzi, andiamo avanti. Grazie anche al Presidente Di Rocco, a Sanupi, che possono gentilmente tornare a posto. Chiamo per premiare il Vicepresidente del Comitato regionale della Federazione Ciclistica Sardegna, Massimo Montigi. I premiati sono invece la società Olbia Racing Team. E abbiamo Gianluca Cara, che è campione regionale nella categoria Open, nel downhill, Damiano Carta, Elite Sport, e Mirko Cuccu, sempre nel downhill, Master 1, società Olbia Racing Team. Arrivano? Sì, sì, dai ragazzi, che siamo davvero tantissimi.
Arriva dalla Gallura, questo è stato bel titolo regionale per Nicolò Marras nel downhill. Si ferma invece a Pattada il titolo di cross country sui punti di secondo anno, la società ciclistica Pattada con Marco Salaris. Chiamiamo a premiare Gianfranco Moselli, consigliere regionale, e Sandro Floris, il delegato provinciale Poni. Bene, complimenti, andiamo avanti. Chiamiamo la società Sardinia Bike School, Antonio Marongiu, vincitore del cronometro individuale categoria Elite Sport. Proviamo? Non c'è, allora andiamo avanti. Gruppo sportivo Runner, rimanete qua. Luigi Cappai, campione regionale medio fondo, Master 7, e videofilia, cronometro individuale, Master 2, gruppo sportivo Runner. Eccoli qua. Videofilia, cronometro individuale Master 2, Luigi Cappai, medio fondo. Congratulazioni. Grazie anche a Gianfranco Muccelli e Sandro Floris. Chiamiamo per premiare Luciano Catogno, vicepresidente del comitato provinciale della Fede Ciclismo di Sassari, e Stefano Zai, ex professionista, al quale subito andremo a catturare qualche considerazione. L'abbiamo, Stefano? Non c'è? Chiamiamo anche Alghero Bike, l'associazione sportiva dilettantistica, e gli atleti Roberto Del Rio e Stefano Piras. Eccoli. Roberto Del Rio, cross country categoria Master 7 Plus, e Stefano Piras, Marathon Master 2. Congratulazioni. Andiamo avanti con le premiazioni. Chiamerei la società Cycling Team Gallura, sì, sempre Luciano Catogno, a premiare Jay Cudoni e Antonio Pegoraro. Li abbiamo? Non li abbiamo. Jay Cudoni, vincitore del ciclo Cross Under 23, e Antonio Pegoraro, cronometro individuale Master 8. Bene, allora, prima parte di campione regionale fatta, grazie anche a Luciano Catogno, piccolo stop perché adesso apriamo una finestra importante, perché come tante volte accade, ma non tantissime, ci sono persone che dedicano la propria vita a una passione infinita, una scintilla che scocca chissà in quale momento. Ce lo facciamo raccontare da
colui che ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che per certi versi è anche una vittoria. Una vita per il ciclismo. Antonio Camboni. Buongiorno Antonio, togliamo anche la musica. Buongiorno. Allora Antonio. Dotiamo innanzitutto di microfono. Buongiorno a tutti, cosa dire? Che bisogna pedalare. È 55 anni che pedalo, prima come corridore, poi 40 anni come dirigente, col vostro aiuto, con la vostra collaborazione, e approfitto di questo momento appunto di ringraziarvi e salutarvi per la collaborazione, soprattutto che in questi anni avete dato a me, avete dato ai nostri atleti, e naturalmente noi, grazie a Dio, grazie al vostro aiuto e alla vostra collaborazione, siamo riusciti a portare 16 ragazzi nazionali, di cui 8 hanno vestito anche la maglia azzurra, tra cui Fabio Aru. Io sinceramente di questo ve ne sono grato, ve ne sarò sempre grato e spero che continui, perché tutti quanti noi sardi, un vecchio mio direttore sportivo, il Pierino Baffi, che alcuni di voi hanno conosciuto, non faceva altro che dire: voi sardi potete nel ciclismo riuscire più dei continentali, perché avete più grinta, e questo serva per tutti. Allora auguro a tutti. Grazie. Antonio, noi ci conosciamo un po' da tempo perché hai fatto anche un po' parte del mio percorso iniziale con la Nuova Sardegna, insomma raccontavamo un po' il ciclismo, tu mi chiamavi, eri molto attento e mi raccontavi, mi ricordo di quel Fabio Aru in quelle gare regionali iniziali. Già allora ti avevo visto qualcosa, ma ce n'è uno nuovo a tuo parere in Sardegna? Diciamo che in Sardegna ce ne sono tanti nuovi, solo che purtroppo l'insularità ci penalizza tantissimo, perché è inutile rimanere in Sardegna, vincere 50 campionati regionali, vincere questo e quest'altro. Certo, anche quello serve a maturare, serve a migliorare, però la cosa più importante è riuscire ad avere quei contatti che si ottengono, e risultati naturalmente, risultati nel senso di imparare, correre con 100 corridori alla partenza e non con 25. Ci sono tanti di quei motivi che purtroppo il fatto che ho detto prima, che noi sardi possiamo riuscire più dei continentali, detto dal povero Pierino Baffi, un grande professionista, velocista, un mio direttore sportivo, ex direttore sportivo, e lui diceva questo. È inutile dire però questo, se poi noi sardi siamo penalizzati dall'insularità, che purtroppo fa sì che se qualche nostro ragazzo va, chiamiamo in continente noi usiamo dire, in un'altra regione della penisola, a gareggiare, a confrontarsi e a migliorare, purtroppo costa l'ira di Dio, scusate se mi esprimo in questa maniera, l'ira di Dio, con viaggi, questo e quest'altro. Ecco cosa ci penalizza, perché altrimenti il ragazzo sardo, più dei corridori della penisola, dell'Italia, non della Sardegna, l'Italia, certo anche la Sardegna fa parte dell'Italia, però non hanno, perché ce l'hanno nel sangue la grinta i sardi, e questo ci fa onore, ci ha fatto onore in tutte le cose. Purtroppo l'insularità ci penalizza tantissimo. E questa è la carica di Antonio Camboni che tutti davvero conosciamo. Presidente, arriva il riconoscimento ufficiale. Chiedo a Antonio se poi questo verrà appeso in sede sociale. Se posso da questo palco
Presidente, da questo palco ringraziare anche la Federazione Ciclistica Italiana che pochi giorni fa mi ha insignito mi aiuti Presidente, onorificenza nazionale. E perciò io ne sono grato, sono contento, appunto ringrazio il Presidente federale qui presente, ringrazio Salvatore Meloni, ringrazio tutti ragazzi, perché è per merito di tutti voi che noi riusciamo a fare queste cose, è per merito di tutti voi, soprattutto come ho detto prima, la collaborazione. Arriva il riconoscimento, complimenti Antonio, Presidente. Antonio, io ti ringrazio, non avevo dubbi che ci avresti dedicato 2 parole, ormai ci conosciamo da qualche anno, ti ringrazio a nome del Comitato, del Consiglio regionale per l'attività che in questi oltre 40 anni hai fatto. 55? Oltre 40. A beneficio del movimento ciclistico, mi auguro che ne avrai tanti altri di fronte a te e continuerai a darci il nostro contributo. Antonio, grazie e veramente auguri per questo premio. Una vita per il ciclismo, Antonio Camboni. E consentitemi di dedicare questo premio alla mia famiglia, a tutti voi, a tutti quanti, oltre che alla mia famiglia in primis. Grazie. Grazie davvero. Grazie Antonio. Allora, una vita per il ciclismo, c'è chi invece la vita sui pedali la deve ancora percorrere tanto. Abbiamo 2 nomi importanti, hanno 19 anni, sono entrambi 2 millennial. Uno è Orlando Pizzanti, che non so se sia presente oggi, mi dicevano che doveva allenarsi, quindi probabilmente no. L'altro è Gabriele Porta. Abbiamo Gabriele Porta. Allora, vieni Gabriele, perché siamo curiosi di conoscere che cosa sta succedendo nella tua vita sportiva. Sali pure su con me. Guspinese Doc, corri per la Delio Gallino Colosio Eurofeed, fiducia confermata nel 2020, quindi questo è già un punto di partenza. Buongiorno a tutti, sì, anche l'anno prossimo correrò per la Delio Gallina Colosio Eurofeed, una squadra che quest'anno mi ha dato tanto, perché essendo il primo anno comunque avevo avuto la fortuna di finire la scuola un anno prima, quindi di poter affrontare appunto la stagione ciclistica in pieno, e vabbè, grazie anche alla squadra mi hanno dato tanta fiducia di appunto partecipare a tante corse importanti, tra cui il Giro d'Italia Under, che per me è stata una bellissima esperienza, e tante corse all'estero, tra cui vabbè anche quelle importanti. Quella in Romania, se non sbaglio, vero? Sì, Romania, Spagna e Slovenia. Hai battagliato con Pizzanti quando eri qua? Qua sì, tanto. Quest'anno purtroppo ci siamo incontrati poco, perché comunque lui aveva la scuola, quindi ci siamo visti dopo e purtroppo solo in Slovenia, quindi all'estero ci siamo incontrati. Il tuo idolo, il tuo esempio, il tuo modello? Ma il mio esempio in primis è Fabio Aru, perché comunque diciamo lui ha fatto quello che ho fatto sino ad ora e anche di più prima di me, comunque è da apprezzare, perché non è facile stare tanto tempo lontano da casa, soprattutto perché comunque a me quest'anno è capitato di tornare solo una settimana a casa e poi vabbè un po' adesso per riposarci un po'. Quindi bisogna tenere duro, perché i momenti difficili sono tanti, il livello è tanto alto e niente, cerchiamo sempre di alzare l'asticella e speriamo l'anno prossimo di raccogliere qualcosa. Cosa abbiamo noi sardi da dare? Qualcosa in più? C'è? Sì, c'è. Noi abbiamo di solito più la grinta degli altri, ma ci manca il motore, però la grinta a noi non ci manca. Grazie davvero Gabriele Porta e complimenti.
Citiamo anche un po' i risultati del percorso di Orlando Pizzanti, che oggi non c'è, 19 di Sestu, ha iniziato con la Giorgiona Alzerese proprio di Antonio Camboni, oggi corre per la Area Zero Pro Team. È una bella soddisfazione perché è stato il primo millennium ad aver partecipato alla gara professionistica italiana, debuttato tra l'altro tra i professionisti nel 56esimo trofeo Laigueglia. Dovrei aver detto tutto e allora seconda fase dei campioni regionali, quindi ci riposizioniamo e passiamo a quella che è la seconda tranche. Alessandra, puoi salire nuovamente su con me? Mi dai una mano? No, perché passiamo prima ai 45 medagliati, risultati di rilievo a livello nazionale. Lo scopro scorrendo la scaletta. Li chiamiamo tutti insieme qui sul palco per una bella foto di rito. Chiamo anche coloro che devono premiare, li chiamo subito, sono Luigi Carmelo Magia, responsabile regionale del settore amatoriale, Gianfranco Mucelli, consigliere regionale Federciclismo Sardegna, Massimo Montigi, vicepresidente, Roberto Cau, delegato provinciale di Nuoro, Ercole Faedda, delegato fuoristrada, presidente ovviamente nazionale del Renato di Rocco, e Lucio Adro, responsabile direttori di corsa della Federazione Ciclistica Italiana. Arriva intanto anche la musica e io invece presento i 45 medagliati a livello nazionale, iniziando da Ilaria Meloni, campione italiano di strada ipovedenti, uomo in tandem, ma anche medaglia d'argento al campionato italiano cronometro ipovedenti. Intanto il nostro PC ha qualche difficoltà. Chiamo anche, non abbiamo Patrizia Spadaccini, ovviamente ci complimentiamo anche con lei, chiamo Giuseppe Satta della Società Ciclistica Loleandro di Buroni, campione italiano cronometro individuale categoria Elite Sport. Vai Alessandra, puoi andare avanti così pian piano li recuperiamo tutti sul palco. Laura Multinetto della Società Loleandro di Bodoni, Luca Pillai, Extreme Bike, Andrea Lovicu del Bike Team del Murtas di Nuoro. Ci fermiamo e iniziamo a premiare perché sono davvero troppi. L'inizio da capo, Ilaria Meloni dell'SC Monteponi. Grazie Presidente. Ancora Giuseppe Satta, l'abbiamo Giuseppe? Non c'è, non l'abbiamo. Laura Multineddu? Non c'è neanche lei. Luca Pillai dell'Extreme Bike, eccolo qua, Luca Pillai lo abbiamo. Do una mano alla grande anch'io. Facciamo in fretta. Ilaria Meloni, campione italiano su strada, ipovedenti in tandem. Vicepresidente Luca Pillai. Medaglia d'argento al campionato italiano cronometro per ipovedenti. Andrea Lovicu del Bike Team De Murtas Nuoro. C'è anche il premio per Patrizia Spadaccini, anche lei tesserata per la SC Monteponi. Dicevo Andrea Lovicu intanto. Perfetto, l'abbiamo già. Chiamo anche Giovanni Battista Muretti del gruppo sportivo Cycling Team Gallura, e intanto il nostro PC dovrebbe essere ripartito. Andrea Lovicu del Bike Team del Murtas di Nuoro, campione italiano cronometro individuale per la categoria Master 2 e campione italiano Gran Fondo per la stessa categoria. Premiamo anche Luca Pillai dell'Extreme Bike, campione italiano cronometro individuale per la categoria Master 1. La passiamo un po', siamo arrivati a... Dove siamo arrivati intanto? Allora andiamo avanti. Simonetta Cerfetti non l'abbiamo.
Giovanni Battista Moretti, eccolo qua. Christophe Nicolas Masserei, lo abbiamo? Christophe Nicolas Masserei. Battista Moretti del GS Cycling Team Gallura, campione italiano cronometro individuale per la categoria Master 4 e campione italiano Gran Fondo per la stessa categoria. Andiamo al Presidente, eccoci qua, andiamo avanti allora. Premiamo Christophe Nicolas Masserei della società SC Loleandro Budoni, campione italiano cronometro individuale per la categoria Master 5 e campione italiano Gran Fondo per la categoria Master 6. Intanto chiamo Mario Giuseppe Fundoni. Della Canedo Ittiri, Antonio Manca, campione italiano nella cronometro individuale, categoria Master 6 e medaglia d'argento al campionato italiano di Gran Fondo, categoria Master 6. Mario Giuseppe Fundoni. Premio al vicepresidente del Federciclismo Sardegna. Chiamere sul palco Pasqualino Piras della società Architando. Lo abbiamo? Abbiamo Pasqualino Piras. Eccoci qua. Premio a Lucio Arro. Campione italiano cronometro individuale per la categoria Master 7. Intanto chiamo Gavino Dedola della Canedo Ittiri Antonio Manca, campione italiano cronometro individuale, categoria Master 8. Lo abbiamo Gavino? Eccolo qua, complimenti anche eccoci, premi al nostro presidente nazionale, categoria Master 8. Andiamo avanti. Corinne Casati della 2000 ricambi, campione italiano cross country, categoria Elite Women Sport. Adesso arriviamo a far lavorare anche dall'altra parte. Abbiamo Corinna, arriva. Eccoci qua. Premio Roberto Cau, delegato provinciale di Nuoro per il ciclismo. E ancora Giancarlo Meloni, sono tanti, Architano MTB, campione italiano Gran Fondo, categoria Master 5 e medaglia d'argento al campionato italiano cronometro individuale, categoria Master 6. Premia Gianfranco Muccelli, consigliere regionale per il ciclismo. Vieni da questa. Ci staremo tutti. Antonio Basoni, società ciclistica Loleandro di Budoni, medaglia d'argento ai campionati italiani cronometro individuale, categoria Master 8. Abbiamo Antonio? Mi sarà di no, andiamo avanti allora. Andiamo a Luigi Cappai, gruppo sportivo Runner, medaglia d'argento al campionato italiano cronometro individuale, categoria Master 7, Luigi Cappai. Lo abbiamo? Sì. Premia ancora Roberto Cau, delegato provinciale per il ciclismo Nuoro. Qua, eccoci qua, mettiamoci al centro, Luigi vieni. Simonetta Cerquetti, non so se c'è perché ricordavamo, no, abbiamo Simonetta, no, andiamo avanti, Gian Mario Contene, non c'è neanche lui? Andiamo avanti, Gavino Masala, neanche Gavino? Andiamo avanti, Andrea Pisanu, lo abbiamo Andrea Pisanu del Ciclo Club Antonio Manca, eccolo qua, ciao Antonio, complimenti, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale categoria Elite Sport e sempre medaglia d'argento nella Gran Fondo categoria Elite Sport. Andrea Pisanu premia il vicepresidente del ciclismo Sardegna.
Massimo Montici. Andiamo avanti con Maurizio Puggioni, Bike Team di Murtas Nuoro. Abbiamo Maurizio, ritira, premia ancora il vicepresidente Massimo Montici. Maurizio Poggioni che vince la medaglia d'argento al campionato italiano cronometro individuale per la categoria Master 2. Sara Serrau. Abbiamo Sara Serrau, eccola qua. Ciao Sara, del SC Cagliari, medaglia d'argento al campionato italiano cross country, categoria Elite Women Sport, e medaglia d'argento al campionato italiano marathon, categoria Elite Women Sport. Premia anche in questo caso il presidente nazionale Renato Di Rocco. Eccoci qua. Andiamo avanti, Luca Coan, gruppo sportivo Fancello Cicli Terranova. Abbiamo Luca? Sembra non esserci, e allora scaliamo e andiamo a Giuseppina Corimbi. SC Gallura, Giuseppina? Non c'è? Andiamo avanti, Giuseppe Fara del Team Ciclismo Sassari. Eccolo qua, Giuseppe Fara, medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale, categoria Master 7. Premia Ercole Faenda, lo abbiamo Ercole? Sì, non c'è, allora andiamo avanti. Lucio Arru. Premia Lucio Arru, responsabile direttore di corsa del Fede Ciclismo Sardegna. Andiamo avanti, Giuseppe Fara l'abbiamo detto, Antonio Marongiu, Sardinia Bike School. Antonio Marongiu. Non c'è, Francesco Murgia. Antonio Marongiu, perfetto. Dalle mani mie, anche se nulla conta. Andiamo avanti. Francesco Murgia, lo abbiamo? No, allora andiamo avanti. Paolo Murroni, Arborea Bike. Lo diciamo però, Francesco Murgia, intanto medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale categoria Master 5. Paolo Murroni, eccolo qua, Arborea Bike, medaglia di bronzo al campionato italiano Gran Fondo, categoria Master 2. Faccio premiare ancora al presidente nazionale. E passiamo a Marco Pasquariello del GS Runner, medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master 1. Eccolo qua, ciao e complimenti Marco Pasquariello. Puoi salire? E intanto io abbiamo Luigi Carmelo Magia, responsabile regionale del settore amatoriale. No? Bene, allora andiamo avanti e chiedo di premiare Gianfranco Lucelli, consigliere regionale del ciclismo. Premiamo Marco Pasquariello. Andiamo avanti, Giovanni Pau, ciclo amatori Siniscola, medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale categoria Master 6. Giovanni Pau. Ovidio Pilia, GS Runner, medaglia di bronzo, campionato italiano cronometro individuale, Master 2. Ovidio Pilia, eccolo qua, sta arrivando. Sì, assolutamente sì. Vicepresidente, premia Massimo Montici. E ora è la volta di Massimo Pintori, Canneddu Ippi di Antonio Manca, medaglia di bronzo, campionato italiano cronometro individuale, categoria Master 3, velocissimo. Ti facciamo premiare dal presidente nazionale Massimo Pintori. Chiamo anche Nicola Saba dell'Unione Ciclistica Guspiri, medaglia di bronzo al campionato italiano Gran Fondo, categoria Master 1. Premia Lucio Arru, responsabile direttore di corsa. Samuele Sale della
Tecnobike bronzo al campionato italiano cronometro individuale categoria Elite Sport. Lo abbiamo? No, chiude questa bella rosa di medagliati a livello nazionale gli ultimi due: Vincenzo Soru, cicloamatore Siniscola, medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master 8. Lo abbiamo? Infine Vincenzo Tola, Fancello Cicli Terranova, bronzo al campionato italiano Gran Fondo, categoria Master 6. Eccolo qua, Vincenzo lo abbiamo. Premia Roberto Cao, delegato provinciale numero. Grazie Roberto. Questi sono i 45 medagliati che hanno portato in alto il nome della Sardegna a livello nazionale nel 2019. Facciamo una foto di rito tutti insieme, stiamo il più possibile raccolti anche a favore della nostra diretta, ci stiamo tutti dentro. L'applauso davvero per tutti voi. Bene, perfetto, grazie ragazzi per il sacrificio di ogni giorno sulla bicicletta. Alessandra, passiamo alla seconda fase dei campioni regionali. Seconda fase, secondo step dei numerosi campioni regionali di quest'oggi. Sì, Mauro, chiamiamo sul palco Luciano Spano, responsabile regionale della struttura tecnica, a premiare la società ciclistica L'Oleandro di Budoni e gli atleti Christophe Nicolas Masseri e Antonio Basoni. Vi dicono che Antonio Basoni, che ha vinto il medio fondo per Master 8, non è presente. Dunque il nostro Luciano Spano premia Christophe Nicolas Masseri per essere vincitore del cronometro individuale Master 5, medio fondo e montagna per la stessa categoria. Andiamo a recuperare, sono davvero tantissimi. Intanto, eccoci qua, ci siamo, quando mai? Ci sono riconoscimenti sia per le società che per gli atleti. Premia, abbiamo detto, Luciano Spano, responsabile regionale della struttura tecnica, società ciclistica L'Oleandro Budoni. Per Christophe Nicolas Masseri, cronometro individuale, medio fondo e montagna per la categoria Master 5. Ritirerà anche il premio per la società ciclistica L'Oleandro Budoni e per il collega Antonio Bassoni, vincitore del medio fondo per la categoria Master 8. Congratulazioni. Andiamo avanti. Direi a Luciano Spano di rimanere sul palco e chiamo il gruppo sportivo Cycling Team Gallura e l'atleta Giovanni Battista Moretti, vincitore della categoria strada e montagna Master 4. Prego, grazie. Ecco il nostro atleta, congratulazioni. Grazie a Luciano Pisano, responsabile regionale della struttura tecnica. Chiamo sul palco Salvatore Meloni, presidente onorario CR Sardegna. Fancello Cicli Terranova e i due atleti Francesco Michael Giua e Simone Tola. Giua, vincitore della Marathon Elite Sport, e Simone Tola, vincitore del medio fondo per la stessa categoria.
Ricordiamo che c'è un riconoscimento anche per la società, che in questo caso è il gruppo sportivo Cancello Cicli di Terranova, scusate. Grazie, complimenti dalla Gallura, ce ne torniamo giù a Cagliari per la società ciclistica Cagliari. Rimanga qua, Presidente, perché ci sono da premiare Sara Serrao, campionessa regionale nel cross country e nella marathon donne amatori, Nicolas Garau nel cross country elite sport e Matteo Melis nella marathon open. Società ciclistica Cagliari. Sara Serrao per la categoria donne amatori vince il titolo di cross country e marathon. Nicolas Garau cross country per la categoria elite sport e Matteo Melis marathon open. Grazie a voi. Chiedo al Presidente di rimanere ancora sul palco e chiamo la società Arborea Bike e gli atleti Mauro Valente, Paolo Morroni e Michele Murgia. Mauro Valente, campione regionale del ciclocross, categoria Master 6, nel medio fondo e nella strada, in questo caso categoria Master 6-7. Paolo Murroni nel gran fondo, Master 2 e Michele Murgia nel montagna. Master 2 premia sempre il presidente onorario del Comitato regionale Sardegna della Federazione Ciclistica Salvatore Meloni, società Arborea Bike. Grazie e complimenti. Chiederei al Presidente di trattenersi ancora perché Ercole Faetta non è presente, il delegato tecnico, e chiamo sul palco la società MTB Piscina Irgas 3C, gli atleti Michele Murgia, Mirko Fani, Gianluca Pontis e Cristian Usula. Michele Murgia, vincitore nella categoria Open Cross Country. Mirko Fani, allievi del primo anno del ciclocross. Gianluca Pontis per la categoria Juniores Cross Country e Cristian Usula. Esordienti primo anno per ciclocross e cross country. Eccola dunque questa bella rappresentativa della società MTB Piscina Irgas che porta a casa la bellezza di 6 titoli, 5 titoli. Complimenti, grazie. Presidente stia qua, le facciamo fare gli straordinari perché premierà anche la società Canedo Ippiri, Antonio Manca. Chiamiamo sul palco Gian Mario Contene, Gavino. Scusami Mauro, ti correggo, chiamiamo sul palco la società Tecnobike, Alessio De Riu, Eros Piras, Jim Tais, scusatemi, e Omar Vargiu. Società Tecnobike. Li abbiamo? Eccolo, Non c'è nessuno, abbiamo un rappresentante. Alessio De Riu vince per la categoria Master 4 la Marathon, Eros Piras Master 1 Ciclocross,
Master 2 ciclocross e Omar Vargiu Master 2 su strada. Ringrazio anche il Presidente Salvatore Meloni. Chiamerei sul palco il responsabile regionale Lucio Arru e il Presidente Luigi Trita Pepe. Chiamiamo la società Canedu Ittiri, Antonio Manca, Gian Mario Compere, Gavino Dodola, Mario Giuseppe Fondoni e Massimo Pintori. Eccoci. Gian Mario Fontene che vince la categoria strada e montagna per Master 3, Gavino Dedola su strada Master 8, Mario Giuseppe Fondoni Master 6 per il cronometro individuale e Master 3 Gran Fondo per Massimo Pintori. Eccoci, grazie e complimenti. Società Savida Noa, Giorgio Azzeri, Cristian Meis e Alessandro Saddi. Li chiamiamo sul palco. Categoria Master 5 vince titolo Cross Country e Strada, Christian Melis per la categoria Master 3 Ciclocross e Alessandro Saddi Master 4 Ciclocross e Cross Country. Grazie. La sempre attivissima Società Ciclistica Monteponi, intanto chiamo Gabriele Destro, delegato regionale Enduro, se c'è, per premiare, dicevo, la attivissima Società Ciclistica Monteponi che anche quest'anno ci ha regalato il Giro delle Miniere, Irene Giuliani e Matteo Magia. Eccoci qua. Continua a premiare Lucio Arro. Matteo Magia per la categoria Master 1 Medio Fondo, Strada e Gran Fondo. Ritira anche il premio della collega Irene Giuliani, che non c'è, per la categoria Donne esordienti primo anno su strada e il riconoscimento della Società Ciclistica Monteponi. Chiamo sul palco la società Ayos Cycling Team e l'atleta Paolo Baduena, che forse non c'è. Abbiamo Paolo Baduena. Sembra di no, e allora andiamo avanti. Architano MTB Club. Chiamo intanto a premiare, ringraziamo Lucio Arro e Elisa Marras, Presidente Commissione Regionale Giudici di Gara. Premiamo Giancarlo Meloni e Pasqualino Piras. Giancarlo Meloni e Pasqualino Piras. Giancarlo Meloni che vince per la categoria Master 6 Gran Fondo e Montagna e Pasqualino Piras per la categoria Master 7 Cronometro individuale e Montagna. Vi ricordo quindi i riconoscimenti per gli atleti ma anche per la società Architano MTB Club. Grazie, complimenti davvero. Proseguiamo questa lunga carrellata con la Ciclo Club Antonio Manca. Elisa Marras rimane con noi per premiare Emiliano Aragona e
Andrea Pisano, che porta a casa ben 3 titoli di campione regionale. Emiliano Aragona e Andrea Pisano. Eccolo. Abbiamo Andrea Pisano che vince per la categoria Elite Sport, strada, gran fondo e montagna. Ritiri tutti i premi, anche per quello Ciclo Club Antonio Manca e per il suo collega Emiliano Aragona che per la categoria Master 5 ha vinto il Gran Fondo. Complimenti. Ancora una decina di titoli, poi premiamo i bambini che ci stanno attendendo con grande entusiasmo, poi premieremo le società giovanissime. Elisa Marras, Presidente della Commissione regionale giudici di gara, e chiamerei sul palco Pietro Paolo Corrias, il delegato provinciale della provincia di Oristano. Lo abbiamo, Pietro Paolo Corrias. Intanto chiamiamo Luca Santamaria della società 2000 Ricambi, sindaco La Scomodo, per premiare ancora uno dei tanti atleti di questa bella festa del ciclismo edizione 2019. L'abbiamo lasciato anche riposare un pochino, quindi ci sta. Grazie sindaco. Abbiamo detto Luca Santamaria, campione regionale, cronometro individuale, Master 3 e nel medio fondo Master 3, società 2000 Ricambi. E anche Giuseppina Corimbi, stia qua sindaco della società ciclistica Gallura, campione regionale medio fondo, donne amatori. Abbiamo Giuseppina Corimbi. No, non c'è. Beh, andiamo avanti. Sono davvero tanti. Ancora della società ciclistica Terranova, Lorenzo Mura, 2 titoli juniores per lui. Eccolo qua, cronometro individuale e strada. Intanto chiedo se abbiamo Giovanni Murgia, responsabile del settore giovanile regionale. Sì. E qui facciamo subito riposare il sindaco di Terralba, grazie. Passiamo il testimone. Bene, grazie e complimenti. Grazie al sindaco. Chiamiamo la società Bike World Team e l'atleta Eleonora Pilleri, che vince la categoria Master Woman 1, cronometro individuale. Premia Giovanni Murgia, responsabile del settore giovanile regionale. Congratulazioni, andiamo avanti, chiamiamo sul palco la società Extreme Bike e l'atleta Luca Pillai, vincitore per la categoria Master 1 del cronometro individuale. Ecco Luca. Congratulazioni, facciamo una foto di rito. Grazie. Giorgia Secchi della società Ossidiana Bike, campione regionale, ciclocross, donne allieve. L'abbiamo? Giorgia Secchi, eccola. Un nome importante, un cognome importante, Aru, lui è Emanuele però, della società Villacido Triathlon Ciclocross Elite Sport. Emanuele Aru, lo abbiamo? Andiamo Emanuele? No, andiamo avanti allora. Ringraziamo il responsabile
responsabile del settore giovanile regionale Giovanni Murgia. Per le premiazioni io chiamerei Roberto Caul, delegato provinciale. Premiamo invece come campione regionale di cross country, categoria Master 6, Antonello Puggioni. Antonello Puggioni, Club NTB, Progetto Sport. Di Cristina Sanna, presidente del CIP regionale Sardegna, vieni Cristina qua da questa parte, chiamiamo Giovanni Corsale, campione regionale Marathon Master 7 del Team Bike Eco UTA. Lo abbiamo? Vediamo un po', non lo vedo, vado avanti direi, chiamo allora, puoi venire qua, ti chiedo di scendere qui, premia Cristina Sanna, eccoci qua. Club NTB Progetto Sport, no scusate, Giovanni Corsale, Team Bike e Conta, complimenti. Stai qua Cristina perché premiamo anche Bruno Emanuele Manca, campione regionale cronometro individuale Junior Sport del Team Ciclismo Sassari. Lo abbiamo? Non lo vedo e vado avanti. Luca De Sì, Marathon, Master 1 della società Carel Sport. Luca De Sì. Continua a scorrere dalla società Sina MTV Pierluigi Largiu, Marathon, categoria Master 6. Pierluigi Largiu. Eccolo qua. No, non c'è. Ritira non Pierluigi ma perfetto, in rappresentanza della società Sinai NTV premia Cristina Sanna. Eccoci qua. Per chiudere con Marco Giovanni Pistidda, campione regionale strada, esordienti primo anno, sento l'entusiasmo, Vici Sender Pistidda, eccoci qua, campione regionale, dove lo abbiamo? Avete aspettato però ne valsa la pena, eccolo qua, campione regionale esordienti primo anno, c'è anche un primo piano per la nostra diretta, guarda lì, del titolo che sia il primo di tanti, intravedo anche tratti di qualcuno conosciuto qua, Bene, complimenti a Marco Giovanni Pistidda, grazie anche a Cristina Sanna. Arriviamo adesso alle società, campionato regionale di società giovanissimi, chiedo di salire qui sul palco il presidente nazionale di Rocco, il sindaco Sandro Pili, presidente regionale Stefano De Sì e Giuseppe Attene, perché premiamo le società giovanissimi. Partiamo dalla terza classificata, il Velo Club di San Roque, seconda classificata MTB Piscina Irgas 3C e la prima classificata Luca Metta, presidente provinciale del ciclismo di Cagliari. Allora, lo ridiciamo, terza classificata, Velo Club di San Roque, colori sgargianti come deve essere. Medaglia d'argento per la MTB Piscina Irgas, primo posto, campionato regionale società giovanissimi per la società ciclistica Terranova. State un po' più in qua perché queste sono immagini bellissime, venite fin qua, anche qua davanti forse, Direi che se facciamo una bella foto tutti insieme. Adesso vi distribuiamo. Allora, Terranova, abbiamo i rappresentanti della Terranova, do intanto i premi. Premiano due presidenti regionale e nazionale, sono Terranova, società ciclistica, iniziamo dal terzo posto, Velo Club di San Roque,
premia il presidente regionale Stefano Dessì, secondo posto lo facciamo premiare al sindaco di Terralba, Piscina Irgas, e poi il primo posto di questa finestra sul futuro del ciclismo premia il presidente nazionale Renato Di Rocco. Dove abbiamo la società ciclistica Terranova? Eccola qua. Siamo tanti, proviamo a metterci frontali a favore di camera. Eccoci qua, e questa è la più bella foto forse che il ciclismo possa offrire. Il futuro del ciclismo sardo per questa campionato regionale di società giovanissimi. Bene, grazie. Anche se con tutta probabilità io continuo perché i protagonisti mi sa che sono gli stessi, vediamo se sbaglio. Campionato interprovinciale Cagliari, società Cagliari Oristano, sempre giovanissimi, terza classificata però abbiamo l'Unione Ciclistica Guspini. Intanto quindi ragazzi vi chiedo di scendere dal palco, vedo che due ci sono, può scendere dal palco la società ciclistica Terranova. Solo la Terranova scende dal palco, tutti gli altri rimangono. Anche perché seconda classificata del campionato interprovinciale Cagliari Oristano è la società Velo Club di San Roque, e la prima classificata l'MTB Piscina Irgas 3C. Terza classificata, Unione Ciclistica Guspini, dove abbiamo Guspini, eccoli qua, premia il sindaco di Terralba Sandro Pini, secondo classificato il Velo Club di San Roque, premia il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Stefano Dessì, eccoci qua, arriva il riconoscimento per la Velo Club di San Roque e vince il titolo di campionato interprovinciale Cagliari Oristano. Premia il presidente nazionale Renato Di Rocco la mountain bike Piscina Irgas. Eccoci qua. Ecco presidente il titolo. Foto, sorrisi ed entusiasmo. Ne abbiamo? Quanto è bella la bicicletta? Dite, te lo dico, quanto è bella? Ditelo lì, sulle camere. Viva la bici! 1, 2, 3. Molto bene. Bravi ragazzi, potete scendere. Andiamo avanti. Campionato interprovinciale di Sassari Nuoro. Terza classificata, gruppo sportivo Pedale Siniscolese. Abbiamo? Seconda classificata, la società ciclistica Fattada. Vediamo, possono salire sul palco. Primo classificato, la società ciclistica Terranova, che dunque riprende possesso del podio. Bravi, Facciamo premiare, ci alterniamo. Fai salire abbiamo anche Luca Medda. Abbiamo di nuovo, eccolo qua, lui ci dà una mano. Società ciclistica Pattada, secondo classificato. Luca Medda, facciamo premiare il presidente nazionale per questo altro bel titolo. Quindi iniziamo, terzo classificato, Pedale Siniscolese, lo abbiamo? C'è solo Terranova, Pedale Siniscolese, Pattada, eccolo qua. Ho preso, perfetto. Pattada, secondo classificato, campionato interprovinciale Sassari Nuoro, giovanissimi. Bene, bravi ragazzi, 2 titoli, provinciale e regionale, insomma, Bravi. Potete andare, grazie. Bravi anche a Pattada. Arriviamo adesso al trofeo CONI, fase regionale 2019, premiano sempre il presidente nazionale, il sindaco di Terralba e il presidente regionale. Chiamo la terza classificata, Unione Ciclistica Guspini, la seconda classificata
classificata il Vero Club di San Rocco, trofeo CONI, fase regionale di Vicenza, e la prima classificata l'MTB Piscina Irgas 3C. Classificata, premia Roberto Cao, di alterna un po'. Allora vediamo un po', abbiamo terza classificata Guspini, chiedo scusa, Guspini terza classificata, seconda classificata invece per questo trofeo CONI regionale il Vero Club di San Rocco, faccio premiare il presidente regionale Stefano Dessì, e premia il primo posto Piscina Irgas, il presidente nazionale Renato Di Rocco. Tanti premi oggi qua in Sardegna. Ci siamo tutti, Unione Ciclistica Guspini, Velo Club di San Rocco e Piscina Irgas. Bene, grazie. Andiamo ancora velocissimi. Abbiamo da premiare. Intanto grazie ragazzi, vi abbiamo premiato? Vi abbiamo premiato? Potete rimanere a lungo qua, lo so, però abbiamo una scaletta lunga ancora. Società campione regionale a cronometro, Società Ciclistica Terranova. Società Ciclistica Terranova, campione regionale a cronometro. Abbiamo un rappresentante della Società Ciclistica Terranova. Vado a scalare allora, Società campione regionale di medio fondo amatori. Abbiamo, sì. Premio al presidente Di Rocco. Ora, Società campione regionale di medio fondo amatori, gruppo sportivo Fancello Cicli Terranova. Piano piano arriviamo a tutti. Abbiamo Fancello Cicli? Sempre voi, ci ingannate, Premiazione con Interalba Sandro Pini. E allora chiamiamo anche intanto la società campione regionale di Gran Fondo Amatori, l'Architano MTB Club. Architano MTB Club. Ecco il premio da parte del Presidente nazionale. Ancora l'SD Canedo Inter Antonio Manca, società campione regionale della montagna amatori. Lo abbiamo, Canedo Inter Antonio Manca, eccolo qua, arriva. Possiamo premiare nuovamente il sindaco. Grazie, vi facciamo riposare perché chiamo a premiare il presidente onorario Salvatore Meloni. Lo abbiamo? No, lo abbiamo. Gianfranco Buccelli. Lucio Arro viene a premiare, darci questa piccola cortesia. Premiamo la società campione regionale strada amatori SC Monteponi. Società ciclistica Monteponi, un rappresentante della Monteponi, arriva Matteo Magia, lo riconosco. Premia Lucio Arro e andiamo avanti con la società campione regionale di cross country, l'SD Ciclisti Turritani. Lucio, stai qui? Sì. l'SD Ciclisti Turritani. Abbiamo un rappresentante della società? Sembra di no, faremo avere ovviamente il premio. Società campione regionale di Marathon Alghero Bike ASD
società campione regionale di Marathon. Piccolo fuori programma prima di chiudere, chiamo Massimo Montici, insomma, sì, grazie. Chiamo anche Gianfranco Serra intanto, lo sponsor di questo circuito di cross country che si è disputato in primavera, il circuito Ale Cycling. Grazie Gianfranco. Avete come comitato spulciato un po' social i risultati e sono emersi questi risultati. Esordienti di primo anno Cristian Usula della piscina Irgas, li chiamiamo tutti insieme. Esordienti di secondo anno Marco Salaris, venite a ritirare il vostro premio. Allievi di primo anno Mirko Pani, allievi di secondo anno Michele Musso della Team Bike Green. Esordienti donne Chiara Porta, Samuele Carta Junior, Nicolò Erdas Junior maschile Master 3, Ciro Commesso della Fancello Cicli. Ci siete tutti, salite qua perché c'è da premiare questo bel Grand Prix che si è disputato in primavera. Il riconoscimento donato dallo sponsor Ale Cycling di Gianfranco Serra, giusto? Bella maglia tecnica per questa avventura. Ci mettiamo anche le maglie. Siamo tutti vestiti? Abbiamo qua, facciamo la foto di vita per la nostra diretta, arriva il riconoscimento di questa bella avventura primaverile, Grand Prix circuito di cross country. Grazie davvero ragazzi, siamo allora agli sgoccioli, chiamerei il presidente del Federciclismo Sardegna Stefano Dessì per una battuta finale, se posso chiamarti per una battuta finale per questa bella giornata di festa. Gli auguri immagino di rito e poi cos'altro? Sì, ormai siete andati via quasi tutti, ma giustamente ci siamo dilungati un po'. Grazie Mauro, hai fatto qualche piccola gaffa oggi, ma fa parte della diretta e va bene così. Vi auguro un felice Natale, un buon 2020 e ci vediamo il prossimo anno con la nuova stagione sportiva. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie Alessandra Casula. Se le gaffe sono figlie di questi numeri, perché questi numeri portano poi le gaffe, perché sono tanti, che ce ne siano anche negli anni successivi.